Piacere a tutti e benvenuti a Tibet This Week. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno del topo di metallo del calendario lunare tibetano. In questo episodio di Tibet This Week riportiamo le 10 notizie principali dell'anno. Sua Santità il Dalai Lama continua a guidare il mondo durante la pandemia. I leader mondiali fanno gli auguri a Sua Santità il Dalai Lama per il suo 85° compleanno. La CTA celebra l'anno di gratitudine nei confronti di Sua Santità il Dalai Lama. La situazione dei diritti umani in Tibet continua a essere critica. La CTA affronta le sfide causate dal Covid-19. Il Parlamento tibetano in esilio si riunisce per un giorno di sessione di bilancio e rinvia la 10ª sessione a marzo. Stati Uniti approvano come legge il Tibet Policy and Support Act 2020. I tibetani in esilio votano per le elezioni generali del 2021. Gli studenti tibetani eccellono in ambito accademico. La comunità internazionale continua a monitorare la situazione in Tibet. Mentre il mondo combatte la battaglia contro le sfide della pandemia di Covid-19, Sua Santità il Dalai Lama ha portato positività e incoraggiamento a tutti noi attraverso i suoi diversi insegnamenti e impegnandosi attivamente in molti seminari e conferenze tenutesi virtualmente durante l'anno. Sua Santità il Dalai Lama è stato visto mentre discuteva con leader religiosi, studenti, leader mondiali, accademici, scienziati e attivisti ambientali su differenti argomenti in circa 40 occasioni diverse. Sua Santità il Dalai Lama ha anche pubblicato il libro Scienza e Filosofia nei classici buddisti indiani, volume 2, La mente. In occasione dell'85° compleanno di Sua Santità il Grande XIV Dalai Lama, il 6 luglio sono arrivati i migliori auguri e saluti da parte di prominenti personalità e internauti da tutto il mondo, segnando una celebrazione mondiale della vita e dell'eredità di Sua Santità. Il Dalai Lama ha ricevuto un video speciale con gli auguri da parte di 85 personalità prominenti di tutto il mondo, inclusi l'ex presidente degli Stati Uniti George Bush, il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi, il ministro del Ministero indiano della Gioventù e dello Sport Kiren Rijiju e il segretario generale nazionale del Bharatiya Janata Party Ram Mahadev e molti altri. In occasione dell'85° compleanno di Sua Santità il Dalai Lama, i tibetani e i sostenitori della causa tibetana di tutto il mondo hanno dedicato quest'anno come anno di gratitudine a Sua Santità il Dalai Lama, riconoscendo il suo eccezionale contributo all'umanità. In una settimana di discussioni virtuali dedicati ai 4 impegni principali di Sua Santità il Dalai Lama, sono stati presenti circa 120 relatori che hanno trattato dei 4 impegni del Dalai Lama in 15 lingue diverse. L'amministrazione centrale tibetana ha organizzato e ospitato molti eventi durante l'anno, inclusi condurre la distribuzione di mascherine in India durante la pandemia, una competizione di saggi e disegno tra gli studenti tibetani e discussioni su piano virtuale con studiosi e ricercatori. Quest'anno sono stati riportati casi di autorità cinesi che hanno arrestato e detenuto 16 tibetani. Ad agosto 2 nomadi tibetani, Tokyab di 73 anni e il parente Gyaltsen di 43, provenienti dal villaggio di Chingdril nella contea di Chumar, nel Tibet orientale, sarebbero stati arrestati a causa della loro resistenza contro la confisca del terreno di proprietà. Una donna 36enne tibetana, madre di 3 figli, di nome Lhamo, proveniente dalla contea di Thiru nel Nachu in Tibet, è morta a causa della tortura per mano della polizia nell'agosto del 2020. Lhamo sarebbe stata imprigionata a giugno dalle autorità cinesi per aver spedito soldi ai membri della famiglia o altri tibetani in India. 2 tibetani, Kakyo e Namyak, sarebbero stati arrestati per aver scambiato informazioni riguardo alle elezioni generali tibetane in esilio.
Un'altra donna tibetana, Tsering So, è stata messa a 10 giorni di detenzione amministrativa nella contea di Tirka, nella prefettura autonoma tibetana di Hainan, nella provincia del Qinghai, per aver espresso i suoi pensieri relativamente alla popolare app e social media cinese WeChat. È stata detenuta sotto una categoria non specificata di altri atti provocatori come base legale per la sua prigionia. Gendun Lundrup, un monaco 46enne e famoso scrittore e poeta tibetano, è stato arrestato il 2 dicembre nella contea di Repkong a Malho nel Tibet nord-orientale. La sua attuale ubicazione è sconosciuta. Il gruppo di avvocatura Dui Hua per i diritti dei prigionieri, con sede a San Francisco, ha riportato 9 casi di tibetani condannati per istigazione alla scissione dalla Corte intermediaria del popolo nella prefettura autonoma tibetana di Khartse in Sichuan. I 9 tibetani erano Chetar, Doma Tsering, Thakpa, Tsering Yeshi, Pempa, Namkha Gyaltsen, Pema Tsetar, Puchuk e Budhar. Molte delle accuse mosse contro questi tibetani non risultavano né chiare né specificate. Nello scorso anno ci sono stati 14 casi riconosciuti in cui dei tibetani sono stati condannati a varie pene detentive. Nel giugno 2020, Lungdup Thakpa, un cantante famoso tibetano di 36 anni di Khamtiru nel Nachu, è stato condannato dalle autorità cinesi a 6 anni di prigione per aver cantato una canzone in cui criticava le politiche repressive della Cina in Tibet. È stato condannato con l'accusa di attività di separatismo. Dopo 2 mesi dall'uscita della sua canzone, Black Hat, Cappello Nero, Lungdup Thakpa è stato costretto alla detenzione arbitraria nel maggio 2019 per oltre un anno, durante il quale era soggetto a pestaggi e crudeli interrogatori. La Corte del Popolo della Contea di Sichuan, nella provincia del Gansu e prefettura autonoma tibetana di Khanlo, ha condannato 10 tibetani nel mese di giugno con periodi di detenzione che variavano da 9 a 14 anni. Erano stati condannati per esortazione e commercio obbligato. I 10 tibetani erano identificati con Tashi Gyatso, Ninchak, Gyalo, Sonam Gyal, Tentar Gyal, Tsewang Tempa Gyatso, Tamting Dorji, Tamting Tsering e Chepa Tsering. La Corte intermediaria della prefettura di Gyalo ha condannato un nomade tibetano, Lungdup Dorje, di Manchin, nella prefettura tibetana di Gollo, a 1 anno di prigionia per aver trasmesso e postato contenuti esortanti il separatismo che la Cina considera illegale, inclusi immagini e insegnamenti di Sua Santità il Dalai Lama sugli account di Weibo e WeChat. Lungdup Dorji è stato arrestato il 23 luglio ed è stato tenuto in detenzione per 5 mesi prima della sentenza. Nel luglio 2020, 2 tibetani, Khanto Tseten e Tsengo, dalla contea di Tsekong, nella prefettura autonoma tibetana di Malho, nella provincia del Qinghai, sarebbero stati condannati rispettivamente a 7 e 3 anni di prigionia dalla corte cinese nel Tibet nord-orientale. Sono stati condannati con l'accusa di sovversione allo Stato e divulgazione di segreti di Stato, in quanto avrebbero composto, cantato e messo in circolazione una canzone in lode al Dalai Lama. I gruppi per i diritti affermano che tutti questi tibetani sono stati condannati con false accuse dalle autorità cinesi. Ci sono stati 6 casi accertati di morte di prigionieri politici tibetani, la cui dipartita è direttamente collegata alle torture e ai maltrattamenti subiti durante la prigionia, che hanno portato a gravi complicazioni di salute al momento del rilascio. Una donna tibetana, madre di 3 figli, di nome Lhamo, proveniente dalla contea tibetana di Thiru nel Nachu, è morta a causa della tortura per mano della polizia, poco dopo essere stata mandata all'ospedale locale dalla custodia della polizia nell'agosto 2020. Dopo 2 mesi dall'arresto di Lhamo, i familiari erano stati convocati dalle
autorità nell'ospedale della polizia dove si diceva che l'amo fosse stata brutalmente ferita, tanto da renderla irriconoscibile agli occhi dei parenti e incapace a parlare con loro. È morta dopo 2 giorni. Un ex prigioniero politico tibetano Chökyi, che era stato rilasciato nel 2019 dopo aver trascorso 4 anni in una prigione cinese, è morto nel maggio 2020 a causa delle torture subite in prigione. È morto nella sua casa del villaggio di Choesang nel comune di Nitot, nella contea di Setar della prefettura autonoma tibetana di Khartse, nella provincia del Sichuan. Nel febbraio 2020 è morto Chile Chöden, conosciuto anche come Samtup. Era stato detenuto per 7 anni dopo aver protestato contro le autorità cinesi. Un monaco tibetano di nome Tashi Pinso, un assistente dell'ultimo Tulku Tenzin Delek Rinpoche, è mancato a marzo di quest'anno. Dopo una malattia e una prigionia prolungate, la sua salute sarebbe stata cagionevole sin dal rilascio dalla prigione di Yarkapu preso da Cerdo, incorporato nella provincia del Sichuan nel 2013. Al tempo del suo arresto, il venerabile Tashi Pinso sarebbe stato affetto da tubercolosi. A causa dei maltrattamenti e della mancanza di adeguate cure mediche, la sua salute è peggiorata drasticamente proprio nel 7° anno di prigionia. Un ex prigioniero politico di nome Gendun Sherab è mancato nel mese di aprile a causa delle lesioni causate in detenzione. Era un monaco del monastero di Ronpo Rapten nella contea di Song, nella prefettura di Nachu, nella cosiddetta regione autonoma del Tibet, che era stato arrestato nel 2017 con l'accusa di aver condiviso e diffuso documenti politicamente sensibili nelle piattaforme dei social media cinesi. Il 26 aprile è morto anche Tsering Pakto all'età di 51 anni. Era stato detenuto per 8 anni per aver protestato contro la legge cinese in Tibet, sventolando la bandiera tibetana e chiedendo il ritorno di Sua Santità il Dalai Lama. Un monaco 19enne Tenzin Nyima di Tsawonpo è morto il 19 gennaio dopo essere stato brutalmente picchiato e torturato dalle autorità cinesi in quanto avrebbe partecipato alle proteste pacifiche del novembre 2019 per l'indipendenza. Un chiaro esempio del severo controllo cinese sulle informazioni che viaggia dentro e fuori dal Tibet. È il caso che è emerso recentemente nel report di Shurmo, che è morto per autoimmolazione nel 2015. Anche lo stato di salute dell'avvocato per i diritti della lingua tibetana Tashi Wangchuk in seguito al suo rilascio, che sarebbe avvenuto nel gennaio 2021, è tuttora sconosciuto. Quando il primo caso di Covid-19 è emerso nella città cinese di Wuhan, i paesi di tutto il mondo hanno dovuto combattere contro la minaccia della pandemia. L'amministrazione centrale tibetana ha avviato diverse misure nel suo sforzo di contrastare la diffusione della pandemia nella comunità tibetana in esilio. Il Consiglio di Caccia ha approvato 33 milioni di rupee per un programma Covid-19 a beneficio delle comunità tibetane, soprattutto gli anziani, le persone in difficoltà e gli studenti bloccati nel loro college. Questo è stato il primo grande pacchetto di supporto approvato dalla CTA. È stata istituita una task force Covid guidata dal Sikyong e dal Kaleu del Dipartimento della Salute per gestire i casi di coronavirus. L'amministrazione centrale tibetana si è attenuata a un lockdown esteso per contenere la diffusione del virus anche dopo che il lockdown nazionale in India era stato revocato. L'amministrazione centrale tibetana ha provveduto a molti servizi come le ambulanze e quelli utili alla quarantena, un numero di assistenza telefonica per un supporto emotivo, un servizio di teleconsulenza per affrontare lo stress mentale, eccetera. Punti di raccolta tamponi erano stati istituiti nei maggiori insediamenti tibetani. La CTA ha fornito supporti economici ai tibetani, tra cui studenti bloccati nelle università, agli anziani
e alle persone in difficoltà per mezzo del fondo di emergenza. Per gli studenti sono state predisposte lezioni online e altre risorse di apprendimento attraverso piattaforme come la Tibet TV. La CT ha organizzato una serie di servizi di preghiera per coloro che hanno perso la propria vita e quella dei propri familiari a causa del Covid-19 e una veloce guarigione per coloro che stanno ancora lottando per guarire. Secondo la 45esima riunione per il Covid-19, 196 operatori sanitari in India erano stati vaccinati durante la prima fase dell'operazione di immunizzazione pan-indiana iniziata il 16 gennaio. Sarebbe stato registrato un totale di 1519 casi positivi al Covid nella comunità in esilio, dei quali 1449 guariti e 41 morti, sempre secondo la 45esima riunione per il Covid-19. Ci sarebbero 29 casi di attualmente positivi. Alla luce dell'epidemia Covid-19 diffusa in tutto il mondo e dato il crescente numero di casi accertati di pazienti positivi in India, la sessione di bilancio del 16° Parlamento tibetano in esilio per l'anno fiscale 2020 e 2021, programmato con una durata di 10 giorni, si è svolta per un solo giorno come prevenzione per contenere il diffondersi del virus. La sessione di un giorno del Parlamento tibetano in esilio si è svolta seguendo rigorosamente il programma fissato e ha approvato il bilancio di tutti i dipartimenti della amministrazione centrale tibetana per l'anno 2020 e 2021. Per lo stesso motivo, la 10ª sessione del 16° Parlamento tibetano in esilio era stata posticipata a marzo 2021. Come raggiungimento di una pietra miliare storica, gli Stati Uniti hanno approvato come legge il Tibetan Policy and Support Act 2021, basato sullo storico Tibet Policy Act 2002, il Tibetan Policy and Support Act 2020. Supportato bipartisan, riafferma i diritti dei tibetani per scegliere un successore al loro leader spirituale, Sua Santità il Dalai Lama, inviando un messaggio chiaro agli ufficiali cinesi che interferiscono nel processo di successione e reincarnazione, i quali saranno soggetti a sanzioni finanziarie, economiche e relative al visto, inclusi quelle presenti nel Global Magnitsky Act. Inoltre la legge riconosce formalmente l'amministrazione centrale tibetana come legittima rappresentante del popolo tibetano e il Sikh come suo presidente. Nonostante le problematiche dovute alla pandemia di coronavirus, la fase preliminare delle elezioni generali tibetane del 2021 per eleggere il Sikh del 26 Kasha e i membri del 17 Parlamento tibetano in esilio ha riportato un livello straordinario di partecipazione, soprattutto tra i giovani tibetani. La comunità in esilio si è presentata in massa per votare il loro prossimo Sikh e i membri del 17° Parlamento tibetano nelle elezioni preliminari del 2021, tenutesi il 3 gennaio. Le elezioni generali di quest'anno per il Sikh e i membri del Parlamento tibetano in esilio è la terza votazione diretta della leadership tibetana dal trasferimento completo dell'autorità politica di Sua Santità il Dalai Lama nel 2011. Quest'anno ha visto delle straordinarie prestazioni accademiche tra gli studenti tibetani in India. Per la prima volta 2 studenti tibetani, Tenzin Gysi e Kunga Lekchung, hanno fatto notizia in quanto hanno ottenuto più di 500 punti al NEET in tutta l'India, quando il Consiglio centrale dell'educazione secondaria ha dichiarato i risultati degli esami delle classi 10 e 12. 19 studenti tibetani di ciascun grado hanno totalizzato un punteggio del 95% e più. Questa è la prima volta nella storia in cui dei ragazzini tibetani ottengono dei risultati accademici così elevati. Tra questi successi accademici,
lo studente tibetano Tashilhamo ha intascato la medaglia d'oro per il punteggio più alto nella sua laurea magistrale in scienze bibliotecarie e dell'informazione alla Mangalore University. Allo stesso modo, due studenti tibetani, Tenzin Chönsom e Sonam Chulki, che si sono laureati rispettivamente in amministrazione aziendale e in commercio, sono stati insigniti con la medaglia d'oro per il punteggio più alto alla Dayanand Sagar University a Bengaluru. 82 organizzazioni e associazioni prevalentemente dall'Europa centrale e orientale hanno vinto una petizione comune per la cancellazione dell'appuntamento di Zhang Duan, ministro della missione permanente della Repubblica Popolare Cinese, al gruppo consultativo del Concilio dei diritti umani. La petizione ha anche segnalato che l'appuntamento della Cina con il gruppo autorevole invia un messaggio scoraggiante a tutti i tibetani che hanno fatto sentire le proprie voci contro il regime oppressivo cinese negli oltre 6 decenni di battaglie passati che continuano a riporre la separazione nelle Nazioni Unite. In occasione di una tagliente critica relativa alle continue limitazioni della Cina riguardo all'accesso per il Tibet, il Dipartimento di Stato statunitense nel luglio 2020 ha annunciato che ci saranno delle restrizioni dei visti per il governo della Repubblica Popolare Cinese e per gli ufficiali del Partito Comunista ai sensi del Reciprocal Access to Tibet Act del 2018. Nel loro rapporto annuale del 2020, la Commissione del Congresso esecutiva sulla Cina ha sottolineato le proprie preoccupazioni riguardo alla crescita di tattiche repressive da parte del Partito Comunista Cinese, come l'intimidazione di critiche, censure di Internet in ambito accademico e nel giornalismo e interferenze nei governi e tra i cittadini stranieri. L'Ufficio del Dipartimento di Stato per la pianificazione politica degli Stati Uniti ha realizzato un report di 72 pagine intitolato Gli elementi della minaccia cinese. Il report ha menzionato il Tibet come una terra militarmente occupata. Questa era la top 10 delle notizie più importanti dell'anno. Noi di Tibet TV auguriamo a tutti gli spettatori che stanno celebrando il Losar tibetano un felice anno e un Losar prospero. Tashi Delik.